ho 66 anni, sono un insegnante ancora per poco. Sono stati bravi. Bella quella lì, la penultima. Ah, quella lenta? Cosa abbiamo fatto? Vengo a Padova per fare l'università, nel 72 o 73 sono venuto qua. E poi, come succede sempre, un po' la compagnia, un po' le donne, un po' la libertà. We had been dating for some time when I invited her to dine with me at Fredo's Bar and Grill. What a choice, what a thrill. Diciamo che volevo cominciare una band, però con la mentalità dei Ramones prima che esistessero i Ramones, e infatti allora non ha funzionato. Mindy, Scott Diarrhea. Mindy, Scott Diarrhea. E poi quando hai 14-15 anni cominci a scoprire l'altro sesso e non succede più niente perché ci sono altre priorità. Per cui non è successo allora quello che poi è successo anni dopo. Sono sicuro che io stesso, ma come molti, cominciano con la musica per sedurre le ragazze. Secondo me il mio problema era sedurre la musica fondamentalmente, nel senso che per me la musica è stato un amore viscerale da quando ero bambino e ho voluto, penso da quando ero, forse prima di musicista c'è stato prete e astronauta come mestieri che volevo fare. L'approccio è sempre stato molto brutale, d'accordo? La musica per me era sfogare, raccontare delle storie, non avevo neanche l'ossessione di voglio diventare famoso. Per me io dovevo fare quella roba lì, dovevo avere a che fare con questa donna, con questa musica, con questa cosa che volevo sedurre, possedere e essere, e farlo sempre. Mauro era il professore più figo dello Scalcerle, come era il professore che aveva la valigetta con l'adesivo dei Ramones, era il professore che aveva la giacca con la toppa dei Bad Religion, era il professore che aveva la maglietta dei Cramps, ok, che erano tutti i gruppi che ascoltavamo. La musica che piaceva a noi non era mainstream. Io navigavo tra Bad Religion, Nirvana, Ramones, sapevo un po' chi erano, d'accordo, e iniziamo un po' di hardcore. Nulla di più seminale dei Ramones. È una band che ne ha fatti nascere migliaia. Mauro, che era il promotore del gruppo, di questo gruppo musicale dello Scalcerle, cioè del fatto che i ragazzi si trovassero per suonare di questo progetto, ha detto: ma voi dovreste suonare i Ramones. Tu vedi i Ramones e dici sono strafighi, e in più non deve essere tanto difficile quello che loro fanno, secondo me lo posso fare anch'io. Abbiamo detto: ma aspetta, facciamo così, ma fallo con noi. E secondo me un po' perché comunque eravamo in una fase della vita in cui non faceva tanto figo dire che conoscevamo poco i Ramones, facevamo tutti finta di conoscerli abbastanza bene. Se volete facciamo il gruppo musicale dello Scalcerle, però l'obiettivo di questa piccola band deve essere quella di riprodurre tutto il primo disco dei Ramones. Poi mi ricordo che uno di loro mi ha detto: va bene, lo facciamo soltanto se tu canti, se lei canta forse, perché credo che mi dessero del lei allora. E quello è stato il momento in cui io ho pensato che avrei potuto fare una cosa che avevo sempre sognato, cioè avere un microfono in mano e cantare. L'ho sempre sognato, ma forse non l'ho mai detto a nessuno. Era uno di quei sogni che si fanno da soli, e loro mi hanno dato questa possibilità, innocentemente, forse non sapendo di quello che frullava nella mia testa, però ho detto di sì. Non sono mai stato un musicista, non so se ho una voce punk, ma è una voce che ha caratterizzato un po' la band, e questi sono stati gli Happy Gays.
e per cui è nato fondamentalmente con la scusa di dire ok, siccome c'è questo progetto della musica, facciamo un po' quello che piace a noi in questo progetto della musica, e sono nati così. Poi dopodiché Mauro era un professore che ha lasciato il segno, nel senso che è diventato amico, se non di più, di tantissimi altri studenti, peraltro anche di alcuni studenti che hanno fatto una carriera artistica incredibile. Quando abbiamo finito nel 95, quell'anno lì in cui abbiamo suonato il primo disco dei Ramones, abbiamo fatto un concerto a scuola, però era finita perché si sono diplomati tutti e tre, e c'è stato il momento in cui ci siamo chiesti adesso cosa facciamo, e lì la risposta è stata ma noi andiamo avanti lo stesso. Però dopo, da quel punto lì in avanti, per me, io ho percepito che andare avanti lo stesso voleva dire diventare più bravi e andare a suonare i concerti. Quando è finita la scuola non c'è stata neanche la domanda ma continuiamo dopo, avevamo già un'identità. Come ci chiamiamo? Allora si guardava la serie televisiva Happy Days, è venuta fuori questa cosa qua, Happy Days. Non ci abbiamo pensato tanto allora, sembrava una figata e ci siamo chiamati così. Alla lunga, devo dire, è stato un nome abbastanza difficile da portare. Misunderstanding, una volta ci hanno invitato a un concerto del Gay Pride, ma perché loro non sapevano che band eravamo noi. Per cui poi c'è stato questo momento in cui noi siamo saliti sul palco e abbiamo suonato la nostra musica e si vedeva lo sconcerto della maggior parte del pubblico che si aspettava tutt'altra cosa. The best time of our life is meaningless at times. With our big deals and our big bills, we have to pay anyway. Prove, cena a casa mia, ma quando arrivavano le 11, mezzanotte, per loro la vita non era finita, io ero già a casa e me ne andavo a letto. Poi loro avevano una vita successiva che io non avevo. And the world tears you apart when homework kills your holiday and boredom makes you fart. When you like to live your life like Bergman and Bogart, you won't be alone. You won't be alone. Eravamo già diventati un'entità in cui non c'era più il professore, eccetera, ci mandavamo a fanculo parimenti in maniera molto democratica, tutti quanti provavamo a comandare, diciamo, soprattutto io probabilmente ero il più rompicoglioni insieme a Mauro. E per un certo periodo, quando Fabio Gay è andato in vacanza, abbiamo avuto anche Pampa Gay, un altro batterista. Secondo me eravamo la band più disordinata e poco disciplinata di tutto lo scenario padovano. Comunque ci siamo divertiti un sacco. Nel 2010, credo, la band è tornata insieme con questa idea di fare il disco delle vecchie canzoni che abbiamo fatto e del quale io sono molto soddisfatto, che è uscito per la Jet Claw Recordings. Nessuno di noi era molto bravo, ok? Però nell'insieme più suonavamo, più la cosa veniva bene. Questo secondo me è una delle caratteristiche più belle dei più bei gruppi punk. Quando hai il cuore infranto e nessuno sa chi sei. Infatti il loro ultimo disco documenta bene quello che ti sto dicendo, sono tutti brani molto belli, soprattutto quelli in italiano sono bellissimi. E Mauro alla voce era sempre perfetto sia nei testi che nel cantato. Non te la prendere, no. Non te la prendere mai. Tu chiama quando vuoi, è facile, vedrai. Non disperare mai, che ci pensiamo noi.
passo successivo, che non so quale sia, le domande me le sono poste anch'io, bisogna avere un manager forse, però bisogna spendere soldi forse. A me sarebbe piaciuto essere famoso, di essere una rockstar. È un obiettivo che ti devi porre a un certo punto, se no è solo il divertimento dell'adolescente o del post-adolescente che finisce poi nel matrimonio, nel primo figlio, nel lavoro che ti porta via il tempo, che ti stanca troppo, e tutto finisce in un ricordo. Non te la prendere, no. Non te la prendere. Io ho voluto che ci fosse quella frase lì alla fine del video. Era un invito ai giovani di non cazzeggiare troppo, di seguire i loro sogni. Fin da subito devono mettersi intensamente a fare quello che gli piace fare, che hanno voglia di fare. Il talento produce subito capolavori, perché se hai una passione, se hai un desiderio e hai un talento, prima o poi produrrai qualcosa di bello.